Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Liste di attesa nella sanità troppo lunghe per il ministro Nordio è colpa di chi prescrive esami inutili, ma i medici non ci stanno. Cantieri PNRR fermi o a rilento, alle imprese mancano 15.000 operai specializzati, l'allarme dei costruttori. Buco da 9 milioni alla RAP, l'azienda dei rifiuti di Palermo va incontro al rischio di un nuovo fallimento, ma le assunzioni vanno avanti. La STID si riorganizzava e voleva eliminare un ex pentito, 3 arresti a Vittoria, sequestrati anche armi e munizioni. Buon compleanno Pippo Baudo, l'icona della TV nazionale compie 88 anni, una lunghissima carriera che ha mosso i primi passi proprio da Antenna Sicilia. L'omaggio tutto catanese al mitico Paperino, celebrato Etna Comics e che festeggia 90 primavere all'ombra dell'Etna. E tennis mania dopo i successi di Sinner, numero 1 al mondo, il presidente della federazione, secondi per popolarità solo al calcio. Calcio, il Catania secondo Faggiano, il nuovo direttore sportivo punta a costruire una squadra grintosa, i giocatori, dice, devono dare tutto in campo. Liste di attesa nella sanità troppo lunghe per il ministro Nordio, è colpa dei medici che prescrivono esami inutili, immediata la levata di scudi. Adelaide Barbagallo. Le liste d'attesa, è vero, sono lunghe. Il ministro della giustizia Carlo Nordio non lo nega, ma attribuisce buona parte della colpa ai medici che prescrivono esami che, sostiene Nordio, in molti casi potrebbero essere evitati, somministrati esclusivamente per cautela. Si parla di medicina cosiddetta difensiva. Immediata arriva la levata di scudi da parte dei medici di famiglia che accusano gli specialisti. Purtroppo noi veniamo sempre chiamati in causa solo ed esclusivamente per tutti quegli accertamenti, quegli esami che vengono suggeriti molte volte inappropriatamente, sempre per il motivo della medicina difensiva, da parte dei colleghi ospedalieri e specialistici. Per il dottor Antonio Palermo il vero problema va ricercato altrove. Il vero problema è la carenza del personale medico all'interno degli ospedali, quindi dover dire alla popolazione, agli utenti, che la colpa delle liste d'attesa è dei medici mi sembra veramente una notizia inappropriata. Per quanto riguarda la medicina difensiva, manca una legislazione a protezione del dirigente medico, del professionista medico che lavora in ospedale. La politica dovrebbe impegnarsi a proteggere meglio e a pagare meglio il medico. Su questo ultimo punto concorda il ministro Nordio. La legge va cambiata, riducendo la responsabilità dei medici sia nella diagnosi che negli interventi operativi. Le opere finanziate con il PNRR sono a rischio in Sicilia. Le imprese infatti non trovano personale, mancano all'appello ben 15.000 operai specializzati. Sentiamo Maglio Viola. Appalti e costruzioni per infrastrutture ed opere del PNRR al palo in Sicilia. Nell'isola le imprese che hanno vinto le prime gare europee per la realizzazione dei progetti importanti non trovano personale. Sono circa 15.000 gli operai che servirebbero per far marciare i lavori, ma il personale appunto non si trova, non c'è. I cantieri sono fermi o procedono a rilento con il rischio di dover restituire 3 miliardi e mezzo già stanziati con il piano di ripresa e resilienza per le ferrovie, la ristrutturazione degli ospedali, la creazione delle case di comunità, l'edilizia scolastica, le infrastrutture idriche. L'allarme lo lancia il collegio dei costruttori, Lance, per bocca del suo presidente regionale Santo Cutrone. Le imprese si rubano il personale a vicenda in attesa che WeBuild formi nuovi operai specializzati, ma i tempi sono troppo stretti. Il PNRR chiude alla fine del 2026, le opere non saranno quindi finite. Non ce la faremo mai, dice Cutrone. La sfida più impegnativa è sul fronte ferroviario, la tratta Palermo-Catania finanziata con 1 miliardo e 440 mila euro e l'elettrificazione della linea Palermo-Trapani con 270 milioni. A Trapani sono 60 milioni previsti dal PNRR per i cantieri, diverse ditte sono ferme. Nelle altre province le opere sono state avviate ma si procede a rilento. 149 milioni per le opere a Palermo, 379 a Catania, 343 a Messina, a cui si aggiungono 550 milioni fra centrali operative, territoriali, infrastrutture idriche e ciclovie nei comuni. E al momento all'orizzonte non ci sono soluzioni.
La metropolitana è rimasta bloccata a Catania. Tutte le stazioni della metro sono state bloccate ed è stato impossibile per circa un'ora accedervi per la presenza di un uomo che si sarebbe addentrato nei tunnel. Allarme poco fa, quando alcune persone hanno avvistato un uomo scendere nei binari e scomparire. Adesso la circolazione dei treni è ripresa. A Siracusa non ci sono case popolari, più di 1.200 famiglie sono in attesa di un tetto e il Comune ha perso un finanziamento di 5 milioni di euro destinato proprio a questo tipo di alloggi. Francesco Aloi. Trovare un alloggio popolare a Siracusa è diventato quasi un miraggio. Sono più di 1.200 le famiglie che da mesi e mesi aspettano una casa. Il trend sta salendo sempre, è un'emergenza a Siracusa. Da tanto tempo, troppo, in città non si costruiscono nuovi edifici. Le richieste di una casa popolare aumentano di settimana in settimana. Tra chi è in attesa ci sono anche famiglie con bambini e disabili. I 1.200 famiglie che hanno presentato domanda a fine 2023 al 31 ottobre ancora oggi aspettano una risposta da parte dell'amministrazione. Questo edificio a Grotta Santa fino a qualche anno fa era una casa di riposo, poi la chiusura ed il progetto del comune proprietario dell'immobile di creare una social housing. Peccato però che gli oltre 5 milioni di fondi europei sono andati persi. Oggi quello che più salta all'occhio è il degrado. Noi siamo arrabbiati parecchio con questa amministrazione che non è in grado di soddisfare queste esigenze ed è strano perché non sono arrivati a conclusione di questo e ci devono dare conto e ragione. Nei prossimi mesi comunque dovrebbe aprire un'altra social housing vicino alla stazione centrale, ma questa è di proprietà degli ACP. Una piccola boccata d'ossigeno che però non basterà per mettere fine all'emergenza casa. Incombe il rischio di un nuovo fallimento sulla RAP, l'azienda dei rifiuti di Palermo. Il bilancio si è chiuso con un passivo di ben 9 milioni, oltre il capitale sociale dell'azienda. Maglio Viola. Perdite per 9 milioni di euro. Chiude con un passivo importante il bilancio 2023 di RAP, l'azienda partecipata che si occupa dei rifiuti a Palermo e non soltanto, e che gestisce la discarica di Bellolampo, l'unica pubblica dell'isola. Una chiusura di bilancio che rappresenta un allarme per l'azienda e per l'intera città. Il passivo di bilancio infatti supera di molto il capitale sociale, che si ferma poco sotto i 6 milioni. Una condizione che, se si trattasse di un'azienda privata, sarebbe presupposto per una istanza di fallimento. Una condizione che ricorda la vicenda di Amia, l'azienda che precedeva RAP negli stessi compiti, dichiarata fallita oltre un decennio fa sotto il sindaco Leoluca Orlando e sostituita proprio con la Newco RAP. Per venire a capo sarà necessario rimpinguare il bilancio con una ricapitalizzazione. Insomma, o si trovano i nuovi soci o il comune dovrà mettere mano al portafoglio per non rischiare di lasciare la città senza un sistema di raccolta. Le buone notizie per RAP arrivano invece sul fronte delle assunzioni. All'ingresso già avvenuto dei 46 nuovi autisti si aggiungerà l'arrivo di 106 operatori ecologici, ma il rischio è che il comune stoppi tutto proprio per i guai economici. C'è l'esigenza, dice il sindaco, che l'azienda sottoponga il piano al socio unico comune di Palermo, un primo segnale di commissariamento indiretto, e intanto sull'azienda incombe anche l'inchiesta della procura di Catania e tutte le difficoltà di raccolta e smaltimento, e i rifiuti continuano a restare in strada. E siamo alla cronaca. La Stidda si riorganizzava e voleva eliminare un ex pentito. 3 arresti a Vittoria. Tonino De Mana. Si stava riorganizzando a tal punto da prevedere l'eliminazione fisica di alcune persone. Una di queste doveva essere Roberto Di Martino, 62 anni, ritenuto in passato un esponente del clan dominante Carbonaro, rimasto ferito il 25 aprile scorso con colpi d'arma da fuoco a Vittoria. Un duro colpo alla Stidda è stato inferto però dalla polizia di Ragusa su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Catania. 3 le persone finite in manette: Biagio Cannizzo, 51 anni, Raffaele Giunta, 62 anni ed Alessandro Pardo, di 48. Ai primi 2 è stato contestato anche il tentato omicidio di Di Martino, uscito dal programma di protezione nel 2021. L'associazione criminosa, come detto, aveva come obiettivo l'uccisione di alcuni soggetti per vendetta o per consolidare, questa l'ipotesi investigativa, il controllo esclusivo degli affari illeciti su Ragusa, Vittoria e dintorni. Nel corso dell'indagine, gli investigatori della squadra mobile hanno sequestrato un ingente quantitativo di armi e munizioni, anche da guerra, che gli associati erano pronti ad utilizzare per compiere anche estorsioni. Cannizzo, Giunta e Pardo sono stati rinchiusi nel carcere catanese di Bicocca.
È stata estubata anche la bimba di 3 anni che lo scorso 23 maggio è stata accoltellata insieme al fratellino di 6 anni e alla madre dal padre, un meccanico di 35 anni di Cianciana. La bimba era stata operata alla mandibola dai medici, mentre le condizioni del fratellino migliorano, quelle della bimba, dicono i medici, restano comunque critiche. Incubo spaccate a Palermo, dove sempre più spesso vengono utilizzate auto ariete per infrangere le vetrine dei negozi. Rubate, utilizzate per spaccare vetrine e poi date alle fiamme per non lasciare nulla al caso e cercare di restare impuniti. Sono sempre più di moda a Palermo i furti con spaccata e il fenomeno riguarda il centro storico, a testimonianza della sfrontatezza dei criminali. L'ultimo episodio si è verificato in nottata in piazza Mordini, dove 2 auto ariete, una Fiat 500 e un Alfa Romeo Giulietta, sono state utilizzate per sfondare le vetrine del negozio Giglio Piccolo. Aperto un varco, nonostante i vetri in frantumi ed il conseguente frastuono, i ladri sono entrati nei locali rubando capi d'abbigliamento e accessori per un valore da quantificare, ingenti danni provocati dall'azione criminosa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona nel tentativo di risalire agli autori. Le 2 auto sono state trovate bruciate allo Zen. Non è finita, nella notte folle di Palermo è stato preso anche di mira un ristorante che si trova tra le vie Wagner e Principe di Piemonte. I ladri, questa volta utilizzando delle mazze, sono entrati nel locale e hanno arraffato soldi, bottiglie di vino e liquore e generi alimentari. Cambiamo decisamente argomento, perché oggi facciamo gli auguri di buon compleanno a Pippo Baudo, il Pippo nazionale. Ricordiamo in questo servizio i suoi successi in Rai, ma anche il suo legame con Antenne Sicilia, emittente che ha contribuito ad avviare Adelaide Barbagallo. Auguri Pippo Baudo. Il Super Pippo, come da tutti affettuosamente viene chiamato, compie 88 anni, un'icona della TV nazionale che non ha mai rinnegato le sue origini. Nato a Militello Val di Catania, era già famosissimo quando collabora all'avvio e con una lunga diretta inaugura Antenna Sicilia. Eccolo accanto a Turiferro, era il 1979. Eravamo tutti sudati, ma eravamo tanto felici. Avevamo fatto forse la più sgangherata televisione del mondo, nella maniera però con un entusiasmo, con un calore, con una partecipazione. Contemporaneamente a trasmissioni Rai di grande successo, su Antenna Sicilia per diversi anni ha presentato il Festival della Nuova Canzone Siciliana, Goli, Siculissimi, facendosi amare ancor di più dal pubblico. Via! In TV ha esordito negli anni 60, diventando uno dei conduttori maggiori della Rai. 7 voci, Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Serata d'Onore, 900, tutte trasmissioni di grande successo, e il Festival di Sanremo, di cui è stato direttore artistico per ben 7 volte. Grazie a lui molti artisti italiani si sono fatti conoscere, diventando importanti volti della musica come Milva, Mietta, Anna Oxa. Non solo, ha avviato anche le carriere di personaggi come Lorella Cuccarini, Eter Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini. Ma un pezzo di cuore è sempre stato in Sicilia. A Militello ha voluto celebrare il suo matrimonio con Katia Ricciarelli, e poi Catania, dove per tanti anni ha diretto ed è stato anche presidente del Teatro Stabile. E allora auguri Pippo Baudo, buon compleanno. E c'è un altro personaggio, questo davvero mitico, che festeggerà 90 anni domenica, ed è Paperino, celebrato in questi giorni ad Etna Comics. Desiree Ferlito. Paperino, che compirà 90 anni domenica 9 giugno, fa un giro a Catania a bordo di una 500 Sicilian Style. Sullo sfondo, protagonista indiscussa, l'Etna. Un omaggio alla Sicilia per l'edizione 3576 del magazine più celebre di sempre. L'occasione è quella giusta, la 12ª edizione di Etna Comics, il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Gli appassionati e i collezionisti potranno acquistare il nuovo numero con la copertina disegnata da Marco Gervasio, storico disegnatore Disney, e creata apposta per l'occasione. È un'edizione speciale con copertina variante in cui c'è Paperino che guida una 313 formato carretto siciliano, e sullo sfondo Etna che ci ricorda chiaramente dove siamo, e quindi Catania e Sicilia. E tanta la tua esperienza nel mondo Disney, cosa ti è piaciuto di più disegnare? Beh, lavoro per Topolino da 28 anni e quello che amo di più disegnare è Paperino in versione supereroe, quindi Paperinic.
Tra i coloratissimi stand di Etna Comics si innesca l'irriducibile duello tra essere e apparire, tra essenza e immagine, tra finzione e realtà, e famiglie intere interpretano con disinvoltura i loro personaggi preferiti. Tutta la famiglia a Etna Comics? Assolutamente sì, noi siamo venuti pure all'Etna Zero praticamente. Noi eravamo fidanzati e adesso... E interpretate sempre lo stesso personaggio? No. Abbiamo iniziato con un personaggio di nicchia in realtà, Memole. Lei era piccolina, aveva 2 anni, Tata Serena e Nicchi, e da lì ci siamo evoluti. Il festival, in programma fino a domenica 9, come sempre al centro fieristico Le Ciminiere, vedrà ancora moltissimi incontri dedicati a fumetti, manga, anime, i cartoni di produzione giapponese, film, giochi e serie TV. Oggi ospite dell'evento l'attore Ross Mullan, noto al grande pubblico per aver interpretato White Walker nel Trono di Spade. Da lunedì 10 giugno entreranno in funzione i semafori a chiamata pedonale con il sistema di monitoraggio elettronico TXP, dei cosiddetti semafori intelligenti, che sono in grado di rilevare le infrazioni di chi non rispetta il rosso ai passaggi pedonali. Il dispositivo sarà inizialmente attivo tra i viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e Odorico da Pordenone, quindi gran parte della circonvallazione di Catania, e permetterà di sanzionare i trasgressori immediatamente dopo la violazione. E dopo il TG alle 14 su Telecolor torna nostro ospite il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Per le vostre domande potete già scrivere al numero WhatsApp 342 745 5005 oppure inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque all'appuntamento con il sindaco oggi dopo il TG alle 14:30 con un'ampia pagina riservata appunto ai vostri messaggi. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Al via a Palermo una marina di libri, il Festival della Lettura è arrivato alla 15ª edizione. Marco Gullà. Libri, cultura e confronti. Ha preso il via la 15ª edizione di una marina di libri a Palermo. Il tema di quest'anno, che farà da filo conduttore su presentazioni, dialoghi e incontri con scrittori, scrittrici ed editori, ha come titolo Oltre i confini. Oltre i confini, genere, ideologici, politici, tutte le cose che portano conflitto, invece questa diventa una cittadella dove ci si confronta e si ragiona. Un programma ricco di novità e di ospiti con numeri davvero importanti. 80 gli editori indipendenti, 8 i palchi dedicati alle presentazioni, ai dibattiti, agli spettacoli, ai reading, alla musica, alla cultura, al teatro e alle arti visive, per un totale di oltre 400 appuntamenti distribuiti nelle 4 giornate. Attorno al libro c'è un'economia, c'è gente che si muove, che stampa, che li fa, soprattutto c'è tanta gente che li legge, ci sono anche bambini e bambine, i ragazzi e le ragazze. Tanti gli ospiti di rilievo, come lo scrittore Petros Barcaris a Daria Bignardi. 100.000 euro sono stati vinti con un 9 al Diecelotta a Giarra in provincia di Catania. L'ultimo concorso del Diecelotta ha distribuito premi per oltre 22 milioni di euro in tutta Italia. Tutti pazzi per il tennis e per il numero 1 del mondo Jannik Sinner. A Palermo in questi giorni è in mostra la Coppa Davis. Il presidente federale conferma che ormai questo sport è secondo solo al calcio. È proprio il caso di dirlo, è scoppiata la Sinner-mania. Il nuovo numero 1 al mondo sta avvicinando tantissima gente al tennis, e anche chi prima era disinteressato alla racchetta, grazie all'esploit del tennista dai capelli rossi, si sta appassionando a questo sport. In occasione del tour della Coppa Davis a Palermo è arrivato nel capoluogo siciliano anche il presidente della FITP, Angelo Binaghi, incredulo ed entusiasta per i risultati del tennis italiano, con Sinner numero 1, la Paolini finalista Roland Garros, così come la coppia Vavassori-Bolelli. Basta aprire, anzi neanche aprire, ormai anche sulle prime pagine di tutti i giornali nazionali si parla solo di tennis. È un momento non solo unico, straordinario, ma io credo anche per noi addetti ai lavori inimmaginabile, imprevedibile, molto più di un sogno. Continuiamo di settimana in settimana a battere i nostri record. L'ultimo, quello di ieri, è che non solo abbiamo
il numero 1 della classifica mondiale, ma anche la Paulin è entrata tra le top 10. Numeri sempre più importanti per il tennis anche siciliano, uno sport che è secondo in questo momento solo al calcio. Anche nell'isola tante strutture hanno addirittura accantonato i campi di calcio e calcetto per dare spazio al tennis e al padel. Grande gioia poter vedere lo sport per il quale abbiamo dedicato tanto tempo e tanta passione, che sta arrivando a livelli di popolarità veramente inimmaginabili. Adesso di fronte a noi abbiamo solo il calcio, ma se il trend continua a essere questo, credo che non ce ne sarà per nessuno. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi torniamo per continuare a parlare del nuovo direttore sportivo del Catania, Faggiano. A tra poco. Ed eccoci al calcio, il nuovo direttore sportivo del Catania, Faggiano, vuole una squadra grintosa e traccia anche l'identikit del nuovo allenatore. Le parole del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano nel corso della sua presentazione ufficiale hanno tracciato il percorso che la società rossazzurra seguirà nelle prossime settimane. Il Catania vuole mettere le caselle del mosaico al loro posto al più presto possibile per avviare la stagione a metà luglio con il ritiro ad Assisi, almeno col 70% della squadra già fatta. La prima tessera da incastonare è quella dell'allenatore, qui le novità potrebbero arrivare già la prossima settimana, perché Faggiano non ha smentito né nascosto l'interesse per Domenico Toscano, ma ha evidenziato come ci siano anche le difficoltà per tesserare un tecnico già sotto contratto con un'altra società. Toscano ne sta parlando col Cesena, dovrebbe liberarsi a breve dal vincolo e già nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro della situazione. Sul tavolo di Toscano però ci sono altre due proposte, quella del Padova e quella del Vicenza, ma dipende qui da come finirà la finale di ritorno dei play-off. L'allenatore deve essere prima motivato a venire ad allenare il Catania, per prima cosa. Seconda cosa, che va di pari passo, deve avere delle nostre caratteristiche. È logico, io grazie a Dio qualche allenatore l'ho avuto, più stai nell'area degli altri, più hai facilità nell'andare in porta. Poi c'è il discorso giocatori, motivati, con contratti non pluriennali per evitare di pesare eccessivamente sulle casse della società e che soprattutto siano funzionali al progetto tattico del nuovo allenatore. La parte tecnica è fondamentale, non è importante, però devono avere queste caratteristiche, devono piacervi a voi popolo, a me popolo, perché io posso pure perdere, però c'è modo e modo di perdere. Allora la mia squadra deve sudare fino alla fine e se suda fino alla fine io, Grella, Pelligra, il presidente Bresciano saremo sempre vicino a loro. Tutto naturalmente e necessariamente dipenderà dal nome del nuovo allenatore, il prossimo passo del direttore sportivo Faggiano. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso all'appuntamento con il sindaco, grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.